A 16 anni ha già una lunga serie di denunce a suo carico per furti, lesioni personali, minacce e altri episodi di bullismo compiuti nella zona della stazione di Padova, delle piazze e perfino a Piove di Sacco, dove lo scorso ottobre ha picchiato con calci e pugni un venditore ambulante bengalese invalido per rubargli dei fiori, lasciato dolorante su una panchina. La sedicenne l'ha picchiato di nuovo pochi minuti dopo, quando l'ha nuovamente incontrato per strada. E così il questore ha disposto nei confronti di questa giovane marocchina 2 provvedimenti di Daspo Willy che le vietano per 3 anni di avvicinarsi a tutti i locali pubblici della stazione, di Corso del Popolo e delle piazze. Lo stesso provvedimento che era stato preso nei suoi confronti alcuni mesi fa per vari episodi di furti, ad esempio profumi per centinaia di euro in un negozio del centro, e di bullismo, come quando ha aggredito senza motivo una coetanea, finita poi al pronto soccorso, a calci e pugni in un bar della stazione. Da gennaio sono così salite a 25 le misure di prevenzione personale tra Daspo Willy, Daspo fuori contesto e avvisi orali nei confronti di minorenni socialmente pericolosi, tra episodi di bullismo, movida violenta, minacce, furti e rapine.